con il presidente Testa al termine della partita vinta dal Checco dello Scapicollo contro l'Italia. Ve la siete un po' impiccata nella ripresa, ma alla fine i 3 punti sono arrivati. La prestazione c'è stata soprattutto nel secondo tempo e soprattutto l'esperienza di una squadra come il Checco dello Scapicollo alla fine dei 50 minuti ha fatto la differenza. Allora, innanzitutto devo fare i complimenti all'Italia. Nella testa il presidente ha detto un po' più di esperienza, magari questa partita non l'avesse persa. Complimenti a loro, hanno fatto una bella partita, però noi volevamo vincere a tutti i costi dopo la battuta d'arresto che abbiamo avuto l'altra settimana contro il Cotton. Quindi camminiamo sulla nostra strada. Ovviamente, come detto, l'esperienza nel saper gestire comunque una situazione in cui venivate dalla sconfitta con il Cotton Club, che probabilmente poteva far male dal punto di vista del morale, ma l'esperienza, come ripeto, del Checco dello Scapicollo, insomma, di scudetti ne avete vinti tanti, anche in questa ha fatto la differenza, riparte quindi la vostra scalata con l'obiettivo che rimane sempre lo stesso. Ma noi già l'avevamo dimostrato l'altra settimana, dopo l'1-0 col Cotton si poteva prendere un'imbarcata, invece abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a averci occasioni, il portiere loro ha fatto grosse parate, quindi è normale che queste partite di esperienza conta un po' di più. Noi siamo una squadra forte, lo sanno tutti, quindi dopo tutti questi anni è normale che l'esperienza si fa contare. A prescindere dal gol, oggi, prima esperienza di Marazzina con la nuova maglia, ti chiedo se, appunto, a prescindere dal gol, sei soddisfatto anche della prestazione. Come Marazzino non è che lo scopro io, noi ci fa molto piacere che è venuto con noi, parlando di esperienza c'è da quel tocco in più di esperienza che ha giocato in Serie A, insomma, quindi è una ciliegina sulla torta che ci mancava. Ti chiedo se a livello tattico, a un certo punto abbiamo visto giocare Marazzina insieme a Bogdanov ed è partito invece senza l'appoggio e il sussidio di un'altra punta. Ti chiedo se è una soluzione che pensate di trovare più spesso nel corso della stagione oppure li vedremo sempre separati. Ma lo sai, le partite sono, ogni partita c'è una storia a sé, quindi è normale che in base alle circostanze stavamo pareggiando, mancavano 5 minuti e abbiamo provato questa carta, ma perché no? Sono due giocatori talmente forti che secondo me i giocatori forti vanno giocare tutti insieme. Dico, quindi è una situazione di emergenza oppure è una carta molto offensiva, no? Che scopre molto la squadra, ma se è una carta ti chiedevo se si può utilizzare anche dall'inizio. Ma, ti ripeto, oggi è la prima volta farli giocare insieme magari era un po' troppo azzardato, però sicuramente, ti ripeto, avendoci questa grande classe, questa grande esperienza, io penso sicuramente possono giocare insieme, come no. Ultima domanda, la prossima contro la San Giovannella, una squadra che deve ritrovare il successo anche se viene da un periodo piuttosto felice, che avversario vi aspettate di ritrovare? Ma guarda, pure stasera si dimostrerà all'Italia, noi andiamo partita per partita, sappiamo che tutte le squadre, tutte le partite sono difficili, San Giovannella contro noi all'andata ci ha messo molto in difficoltà anche se abbiamo vinto, però ti ripeto, noi andiamo partita per partita senza stare a pensare a chi abbiamo davanti, siamo che con lo Scapicollo, quindi dopo sono loro che insomma ce l'avevano più paura di noi. Grazie al presidente Testa. Buonasera. Grazie Grazie mille. Io fai domande tattiche.